Dobar dan, ja sam došla do Buongiorno, vas zato sono što me venuta da zanima voi jedna perché mi informacija. interessa un'informazione. V bistvu sam dobila na delu In od službe sostanza, sono stata in danas je moj licenziata e zadnji delovni oggi è il dan mio ultimo in zato giorno me zanima lavorativo. kaj Per točno questo motivo vorrei sapere cosa bi esattamente trebali, dovrei če mi fare perché pripada mi spetta la neki zavod disoccupazione in v Slovenia o in Sloveniji ali v Italia. Italiji. V bistvu In ne vem, na koga sostanza, bi se non so a obrnila. chi rivolgermi. Torej, zaposlena ste bila v Italiji. Ja, Ha sem lavorato in zaposlena v Italia? Italiji, sem Sì, ho lavorato in Italia, naslov sono za residente in prebivališče v Slovenia e Sloveniji ogni giorno in mi sem recavo se in vsak automobile dan al lavoro in vozila z Italia. avtom v Italijo na delo. Quanto tempo è durato il contratto di lavoro, ovvero per quanto tempo lei è stata assicurata in V Italia? Italiji sem Ho delala 3 lavorato in leta, Italia sem per pa 3 bila anni, prej ma recimo prima ho 5 let lavorato tudi v per 5 Sloveniji anni anche in zaposlena. Slovenia. Naturalmente la aiuteremo. Nel suo caso, considerando che ha lavorato in Italia e come dice risiede in Slovenia, l'indennità di disoccupazione le spetterà nella Repubblica di Slovenia. Lei ha 30 giorni di tempo per presentare la domanda per l'indennità di disoccupazione presso il competente istituto del lavoro nella Repubblica di Slovenia. Nello stesso termine potrà iscriversi presso l'istituto nell'elenco delle persone disoccupate. Da quanto ci ha raccontato, possiamo concludere che lei è rimasta in trattamento dipendente in Italia per 3 anni. In questi anni il datore di lavoro le ha versato, poiché ha avuto un rapporto di lavoro ordinario, anche i contributi per l'indennità di disoccupazione e considerando che il rapporto di lavoro è cessato non per volontà sua, ma per licenziamento ordinario, in questo caso le spetta l'indennità di disoccupazione in Slovenia. La durata dell'assicurazione italiana, l'importo della retribuzione media e il motivo della cessazione del rapporto di lavoro risulteranno dal modulo U1 che verrà compilato dall'INPS, presso il quale è stata pagata la sua assicurazione e quando l'ente sloveno riceverà in mano il modulo U1 potrà rilasciare il provvedimento sull'indennità di disoccupazione che le spetterà nel suo caso per almeno 6 mesi, considerando che ha lavorato per 3 anni in Italia e anche per 5 anni in Slovenia. L'importo dell'indennità di disoccupazione è legato del resto agli importi massimi e minimi e le spetta nell'aliquota dell'80% della retribuzione nel primo trimestre e successivamente questa percentuale viene diminuita. Vorrei aggiungere che lei deve stare attenta all'assicurazione sanitaria, poiché in Slovenia questa cessa con la cessazione del rapporto di lavoro in Italia. Le consiglio pertanto di rivolgersi all'ente di assicurazione sanitaria della Slovenia e a provvedere alla stipula dell'assicurazione sanitaria per il tempo di attesa del provvedimento, con il quale verrà disposto sulla sua indennità di disoccupazione. Nel periodo in cui lei percepirà detta indennità, porterà il relativo provvedimento, sempre all'ente di assicurazione sanitaria, poiché l'assicurazione è legata alla durata dell'erogazione dell'indennità di disoccupazione. Lei porterà personalmente il modulo U1 all'INPS, oppure l'ente sloveno potrà presentare la domanda a nome suo. Disponiamo anche noi del modulo U1 dell'INPS, al quale è necessario allegare le ultime 4 liste paga e la copia della lettera di dimissioni. Aha, dobro, Bene, hvala za grazie informacijo. Torej, dell'informazione. to pomeni, Questo da grem v significa che bistvu domani vado na in zavod in mi disoccupazione bojo e loro mi oni diranno se povedali, devo ali rabiš sistemare kaj altre pri vas. questioni qui da voi. Potrà di nuovo rivolgersi a noi se dovesse constatare dei ritardi nel rilascio del modulo U1 dell'INPS e cercheremo di prendere provvedimenti contro l'ente previdenziale italiano o indagare dove si è bloccata la procedura, rimanendo a sua disposizione per ulteriori eventuali richieste o domande relative al lavoro transfrontaliero. Dobro, najlepša hvala za Grazie delle informacijo. informazioni. Prosim.